Abbiamo delle proposte importanti, candidiamo soltanto incensurati, pratichiamo l'intransigenza all'interno. E questa è la prima cosa importante, praticare l'intransigenza all'interno, perché questo possiamo fare, perché una forza politica va giudicata non sulla base di qualche esponente che commette qualcosa che non doveva commettere, e non stiamo parlando di nessun reato, ripeto, i soldi dei nostri stipendi per legge ci spetterebbero di diritto, attenzione, gli altri se li intascano. Ciò nonostante, una forza politica va giudicata in base alla reazione che ha, al modo in cui si comporta quando succede una roba del genere. Noi mandiamo via anche le persone che non commettono nessun tipo di reato, ma che non rispettano un patto con i cittadini. Gli altri candidano persone che hanno addirittura commesso un reato contro la pubblica amministrazione, oppure fondano partiti insieme a un soggetto che è in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Cioè, questo è, cerchiamo anche un pochino di non farci eccessivamente infinocchiare, questo è lo scenario che abbiamo davanti. Cioè, un enorme scontro, un'enorme guerra, un enorme attacco che il Movimento 5 Stelle da quando è nato sta ricevendo da parte di tutti, perché è evidente che sanno che con il 5 Stelle al governo la pacchia finisce. Una serie di privilegi vengono cancellati, ci sarà giustizia sociale, certezza della pena, risolviamo il conflitto di interessi, facciamo una vera legge anticorruzione per colpire le mafie e per far finire finalmente i corrotti in galera, perché in questo paese i corrotti in galera non ci finiscono. Tuteliamo il risparmio, voi siete in una terra in cui, con la complicità della politica e l'assenza magari di una dovuta vigilanza da parte di Banca d'Italia o di Consob, due banche, diciamo, due istituti importantissimi sono quasi zompatinari, e parliamo di Banca Veneto e Popolare di Vicenza. Chissà, magari qui c'è qualche risparmiatore. Ecco la signora. E allora vi dico quello che vogliamo fare, perché ritengo che riusciremo a farlo. Uno, vogliamo separare le banche d'affari dalle banche commerciali, così il cittadino che mette i suoi risparmi in una banca commerciale saprà che quella banca farà soltanto la banca. Quindi darà sostegno al territorio, presterà dei soldi a delle imprese, riuscirà a sostenere magari una coppia di ragazzi che vogliono mettere su famiglia e fare anche dei figli. Mi dicono che qua chiudono i centri per far nascere i bambini, intervengono sui pronti soccorso, si taglia sul sistema sanitario. Questo dobbiamo fare, dividere le banche commerciali dalle banche d'affari, per tutelare il risparmio dei cittadini italiani. Poi abbiamo altre due proposte, la riforma della governance di Banca d'Italia, per rendere finalmente, il più autonomo possibile il governatore della Banca d'Italia, che ha il dovere di controllare sui crack bancari, sui comportamenti di alcuni banchieri che in questo paese hanno fatto reati su reati e sono fottuti miliardi e miliardi di euro. E poi vogliamo creare un fondo, congelando il 30% degli stipendi dei grandi banchieri e metterli da parte quei soldi e restituirli ai banchieri dopo 3 anni, appunto, che magari dovesse finire il loro mandato all'interno delle banche, così che abbiamo da avere un tesoretto pronto qualora poi, nei 3 anni successivi alla conclusione del lavoro dei banchieri all'interno delle banche, se dovesse scoppiare un caso, un crack bancario, si dovesse scoprire che c'è un buco, almeno abbiamo un tesoretto per tutelare i risparmiatori. Queste sono delle proposte che in tutto il mondo funzionano adeguatamente e qui non vengono fatte, non perché noi siamo gli unici intelligenti e riteniamo di avere, non lo so, la saggezza per poterle fare, ma perché il sistema bancario è in estremo conflitto di interessi con il sistema politico. E vi faccio qualche nome e cognome. Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera, lavorava in Goldman Sachs, banca d'affari. Prodi, prima di diventare Presidente della Commissione Europea e per 2 volte Presidente del Consiglio, lavorava in una banca d'affari privata, Goldman Sachs. Draghi, prima di diventare Presidente della BCE, lavorava in una banca privata, Goldman Sachs. Barroso, che da poco ha smesso di occuparsi dell'Unione Europea, era Presidente della Commissione Europea, esce dalla Commissione Europea e trova lavoro come consulente in Goldman Sachs, banca d'affari. Questi sono i conflitti di interesse. Con noi al governo questa roba non può più succedere. Il conflitto di interesse va risolto, perché questa è una problematica enorme, perché il conflitto di interesse significa accentramento di potere, di ricchezza, di gestione del potere in poche mani. Noi riteniamo di riuscire a poter portare avanti queste proposte per tutelare il risparmio dei cittadini italiani, in quanto appunto non abbiamo conflitto di interessi con questo sistema bancario, un sistema bancario che si è infilato dovunque. Pensate che il patron del gruppo Espresso e Repubblica De Benedetti è uno che comunque alzava il telefono e si faceva prestare centinaia e centinaia di milioni di euro da una banca che si chiama MPS per la sua impresa che si chiama Sorgenia, un'impresa fallimentare, poi restituiva il prestito a Tozzi e Bocconi, magari con delle azioni della stessa impresa. Io provo a dirlo in televisione, vedo che quando lo dico magari qualche presentatore talk show va in panico e cerca un po' di fermarmi o di mandare la pubblicità nei momenti topici, anche se poi magari la doveva mandare lo stesso. Capite che questo è il meccanismo, perché se ti chiami De Benedetti MPS ti dà quattrini, poi a un certo punto MPS fallisce, ma tanto arriviamo tutti quanti noi con le nostre tasse
e copriamo i buchi di MPS creati dalla mala politica, dalla mala gestione da parte dei banchieri e dalla mala vigilanza da parte degli organi di vigilanza. Se sei una coppia appunto di lendinare ti servono 20.000 euro per comprarti un macchinario, per mettere su casa dei mobili, per fare famiglia, in un paese questo che è veramente fatto alla rovescia, in cui i nonni non fanno più i nonni e i giovani non lavorano e non possono fare figli. In un paese normale i figli, i giovani lavorano e i nonni fanno i nonni. Questo in un paese normale. Capite quanto è importante la tematica del conflitto di interessi? Io ieri ho provato a dirla tanto da Fazio, perché per 20 anni ce l'hanno menata sul conflitto di interessi di Berlusconi, poi c'è andata la sinistra al governo e nessuno l'ha mai affrontata questa questione. Non lo so, questa che è terra del Partito Democratico, qui era forte il Partito Democratico, che ci sta la Lega. Salvini è uno che è entrato in Parlamento, in politica nel 93, un anno prima di Berlusconi, e la Lega ha governato sempre con questi partiti politici. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Come sta la sanità anche in questo territorio? Vogliamo un'occasione noi? Siamo perfetti? No. Dobbiamo migliorare? Sì. Una forza politica di massa, cresciuta così tanto in fretta come il Movimento 5 Stelle, cresciuta senz'altro per demeriti altrui, ma anche per meriti propri, qualche sbaglio lo fa. Ripeto, occorre giudicarla in base ai comportamenti che adotta di fronte a un determinato sbaglio. Perfetti noi non siamo cittadini come voi, con i limiti di tutti i cittadini, che abbiamo deciso, anziché di abbassare la testa, di metterci assieme e di prendere quelle proposte che circolano già nella società, che magari delle quali voi parlate qui a Lendinare, in piazza, in un bar, e portarle in Parlamento per provare a risolvere alcuni problemi. Questo è il nostro programma. Vogliamo appunto colpire la corruzione, perché pensateci, senza la corruzione le mafie non avrebbero la forza che hanno, e le mafie sono arrivate anche qui, anche in Veneto. Si infiltrano le mafie, sfruttano determinati appalti e sapete che fanno affari che lucrano sulla nostra terra. E senza la corruzione della politica non sarebbero così forti. Vogliamo creare sul modello tedesco una banca di sviluppo pubblica, una banca pubblica di sviluppo come c'è in Germania, a sostegno delle imprese, perché in Germania le imprese sono più competitive, non soltanto per una serie di regole che vogliamo abolire, perché vogliamo abolire anche diverse leggi, perché va snellito, cioè io non so, abbiamo calcolato che non so, un imprenditore qui in Italia impiega 45 giorni all'anno soltanto per occuparsi di tutte le robe che richiede lo Stato. 45 giorni in meno, quindi di produttività, di lavoro concreto, reale. In Germania non funziona così, ma in Germania c'è anche una banca pubblica di investimento che sostiene le imprese, perché è compito anche dello Stato sostenere la piccola e media impresa, cominciando dalla piccola e media impresa, perché rappresenta il tessuto, diciamo, economico e sociale più importante appunto di questo paese. Questo è il Movimento 5 Stelle, io non vi sto chiedendo di votarlo, fate quello che vi pare. Io mi sto facendo il mazzo, girando tutta l'Italia da non candidato, perché credo fermamente nella necessità di partecipare da parte del popolo italiano, perché ritengo che sia stata l'assenza alla partecipazione alla politica ad aver generato una serie di mostre. I parlamentari sono nostri dipendenti, e ve lo dice un parlamentare uscente. Il popolo italiano è il datore di lavoro dei politici, deve avere la forza di andare dai politici e dirgli: hai rispettato quello che mi hai promesso? Bene, bravo, ti ridò una seconda possibilità, perché poi noi crediamo nella regola dei 2 mandati e poi a casa. Non l'hai rispettati, fuori dai coglioni, avanti un altro. Così funziona. Uno Stato funziona quando il governo teme, tra virgolette, i cittadini, non quando i cittadini temono il governo. Così funziona uno Stato. Io vi sto dicendo soltanto di farne parte di questo movimento. Poi valutate se votarlo o non votarlo, valutate il programma, leggete il programma, però capite anche la credibilità delle persone. Giudicate una forza politica dal modo in cui si comporta quando c'è un caso spinoso all'interno. Giudicate una forza politica da chi candida. Noi candidiamo esclusivamente cittadini incensurati. Questo esclude il fatto che uno di noi un domani non possa commettere un illecito. No, non lo esclude, ripeto. Siamo esseri umani, siamo esseri imperfetti essendo esseri umani, ma riduce drasticamente la possibilità di contaminazione. Se io candido soltanto gli incensurati, si ridurrà la possibilità di commettere degli illeciti. Se negli altri partiti candidano persone già sotto processo per spese pazze, per peculato, per corruzione, alcuni per legami con le organizzazioni mafiose, sarà un po' più probabile, no, come dire, continuare con attività illecite. Questa è la logica. Il Movimento 5 Stelle è nato per questo. Il Movimento 5 Stelle è nato per raccogliere una comunità di cittadini che non si sono sentiti rappresentati e dire: venite con noi, non votateci e basta, venite con noi, perché io ve lo dico, il voto non basta. Anche qualora dovessimo andare al governo come 5 Stelle, non pensiate che riusciremo ad avere la bacchetta magica. Non ce l'abbiamo la bacchetta magica. Non ce l'abbiamo, qua la situazione è estremamente incancrenita dovunque, i conflitti di interessi ci stanno anche nel mondo dello sport, il sistema mediatico, come vi dicevo, è anche immischiato con il sistema finanziario. Il 10% del Corriere della Sera, il quale, se non sbaglio, come giornale è indebitato con
Unicredit o Intesa San Paolo, forse Unicredit, è in mano a Mediobanca, dove c'è dentro la banca di Berlusconi e dove c'è dentro Unicredit. Il gruppo Caltagirone c'ha il Messaggero, c'ha il Mattino di Napoli e ha degli interessi anche sulle costruzioni, sull'acqua, ed era interessatissimo alle Olimpiadi a Roma, e per questo ci fanno la guerra, diciamo, mediaticamente, perché Virginia Raggi, facendo risparmiare denari anche a voi qui, è riuscita a dire no, a mettersi di traverso rispetto al sistema, a dire no alle Olimpiadi del cemento di Caltagirone, Malagò e Montefeltro. Non è facile mettersi di traverso a un determinato sistema, non è facile, ti fanno le pulci in ogni modo, vi visezionano qualsiasi tua dichiarazione, ti chiedono qualsiasi, e fanno bene, copertura finanziaria fino all'ultimo centesimo, fino all'ultimo, come finanzi questa cosa? Quando io, ripeto, gliel'ho detto pure ieri a Fazio, non mi ricordo che quando Berlusconi firmò il contratto con gli italiani da Vespa gli chiese, ma scusi, dove trova i soldi? Pensate che paese saremmo, potremmo essere, qualora appunto in passato avessero dimostrato la stessa attenzione quasi maniacale che hanno rispetto al Movimento 5 Stelle con gli altri. Oggi guardato un telegiornale, senti Berlusconi che fa proposte, Renzi che fa proposte, la Lega che fa proposte, polemiche al Movimento 5 Stelle. Ma allora come siamo al 30%? Come siamo la prima forza politica del paese? Solo polemiche di ogni tipo. Candidano candidati impresentabili. Forza Italia ha candidato Gigina Porpetta, Luigi Cesaro, l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, e tutto è perdonato. Tutto è perdonato. Da noi magari stanno lì a spulciarsi le pagine Facebook dei nostri candidati per vedere quello che hanno scritto 4 anni fa quando neanche pensavano di candidarsi, e tutti quanti magari in internet e su Facebook abbiamo scritto anni fa una stronzata, e questa stronzata magari scritta 4 anni fa la ingigantiscono a tal punto da provare a far percepire ai cittadini italiani che noi siamo come gli altri, perché questo è l'obiettivo. Io ve lo dico, l'obiettivo di chi ha fatto anche questa legge elettorale non è governare, ma creare l'ingovernabilità, perché se non governa nessuno, in realtà governano tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Questa è la logica, perché sono pronti a mettersi tutti d'accordo, tutti quanti. Se nel 2013 c'è stato un grande inciucio tra Berlusconi, Bersani, Monti, Benedetto da Napolitano, uno che è entrato in Parlamento nel 1953, 65 anni che sta lì dentro, per me Napolitano è il massimo responsabile dei disastri in Italia. Se nel 2013 è stato questo inciucio, nel 2018, qualora il 5 Stelle non dovesse avere l'incarico di governo, già vi dico che il prossimo governo sarà composto da una parte dei Liberi Uguali, da lei ma già d'accordo, Berlusconi, il Partito Democratico, magari metteranno in naftalina Renzi, e una parte della Lega, perché Maroni già sta d'accordo con parte del Partito Democratico e con Berlusconi. Questo vogliono fare, perché i vitalizi se li beccano tutti, perché il finanziamento ai partiti, diretto o indiretto, 2 per 1000, se lo beccano tutti, perché le sedi da pagare ce le hanno tutti, perché i maxi stipendi se li beccano tutti, perché devono tutelare personaggi vicini alla politica, magari piazzati a destra e a manca negli enti pubblici. Tanto paghiamo noi lo stipendio e tutti quanti devono tutelare questo sistema. Se ci sta bene, rivotate gli stessi, e amici come prima. Vergogna! Amici come prima, io torno a fare il mio, tranquilli, se ci sta bene. Se non ci sta bene vi chiedo non di votare al 5 Stelle, ma democraticamente di ribellarvi, di riuscire a spegnere la televisione, a parte quando ci vado io, lì la accendete e poi cambiate alla fine, e di dedicare un'ora al giorno all'attività politica. Io vi sto chiedendo solo questo, ve lo chiedo da non candidato. Io sto dedicando tante ore della mia vita all'attività politica perché la adoro la politica, perché ce l'hanno rovinata, ma è bellissima. La politica significa metterci assieme e tentare di capire come può risollevarsi questo paese, investendo maggiormente nel carbone, costruendo nuove discariche, continuando a gestire i rifiuti come facevano gli Etruschi, cioè o bruciandoli o sotterrandoli sottoterra. Forse no, anche perché all'estero ci sono tecnologie avanzate, anche perché all'estero c'è un reddito di cittadinanza, perché non possiamo lasciare indietro un cinquantenne che perde lavoro. E qua sapete quante persone in questo territorio si sono ammazzati. Sono ammazzati persone operai, sono ammazzati imprenditori, i quali si vergognavano di dover andare magari dai loro lavoratori a licenziarli. E per certi imprenditori eroi era più grave addirittura questa, un'onta incredibile, e non la reggevano eticamente, lo sapete. E non ne parla più nessuno dei suicidi economici in questo paese, perché l'Istat di fatto non li certifica più, ma non sono diminuiti. No, ci dicono che le cose vanno meglio, perché lo 0,1 di occupazione in più. Guardate com'è il lavoro oggi, se è un lavoro degno, perché ci sono persone che magari sono considerate occupate anche se beccano 2 voucher, o se hanno lavori veramente estremamente sottopagati. Questo è accettabile. È accettabile lo sventramento che c'è stato della sanità pubblica a tutto a vantaggio della sanità privata. Perché? Perché sono cattivi?
Hanno massacrato secondo voi la sanità pubblica a vantaggio della privata perché sono cattivi? No, l'hanno fatto perché evidentemente qualche RAS delle cliniche private gli ha finanziato la campagna elettorale e per cui rispondono restituendo il favore ai loro finanziatori dicendo d'accordo, io intervengo, distruggo la sanità pubblica, così rendo addirittura più conveniente al cittadino rivolgersi alla sanità privata. Oggi per certi versi è più conveniente rivolgersi alla sanità privata, ma mica siamo clienti, un paziente non è un cliente. La sanità non è una merce, è un diritto costituzionale, l'istruzione non è una merce, è un diritto costituzionale. Qua ci sono delle maestre, hanno massacrato la scuola con la buona scuola. Sappiate che noi vogliamo cancellare la chiamata diretta e vogliamo cancellare qualsiasi forma di finanziamento pubblico alle scuole private, anche alle scuole paritarie, perché di fatto hanno raggirato la legge, se non sbaglio la legge Berlinguer, in questo modo. E la Costituzione parla chiaro, enti privati possono mettere in piedi istituti privati, per l'amor di Dio, senza oneri da parte dello Stato. Lo Stato deve finanziare le scuole statali. Vuoi mettere tuo figlio in una scuola privata? Paghi, non che ti sostiene lo Stato con i quattrini pubblici. Vogliamo questo, vogliamo soltanto il rispetto dei principi costituzionali e ci stiamo concentrando su questo. Oggi io accendo la televisione e c'è soltanto una polemica su fascismo e antifascismo. E Ennio Flaiano diceva che ci sono due tipi di fascismo in Italia. Il fascismo propriamente detto e un certo tipo di antifascista. Di antifascismo, perché mentre io vedo qualche nostalgico ancora di inneggiare al Duce, dicendo se c'era lui, grazie a Dio il fascismo è morto e sepolto, vedo contemporaneamente magari qualcuno vestito di rosso o coperto con la faccia coperta andare a picchiare un carabiniere nel nome dell'antifascismo. E mentre succede tutto questo, in Sicilia i produttori dei pomodori Pachino neanche li raccolgono più perché non gli conviene. E di fianco alla produzione di pomodori Pachino, di fianco al supermercato vendono i pomodori del Camerun. Ma è accettabile tutto questo? E le arance marocchine, e l'olio tunisino. E magari anche qua i produttori e gli agricoltori vengono massacrati da alcuni regolamenti europei. E gli agricoltori con cui parliamo oggi non è che ci chiedono chissà che, ci dicono ci difendete in Europa per favore, perché gli altri paesi vengono difesi, perché a noi non ci difendete? Guardate che il libero mercato non è mai libero. Don Lorenzo Milani diceva non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. Il libero mercato è una balla che sia libero, non è libero se le condizioni lavorative magari all'estero sono molto più basse. Magari all'estero le condizioni lavorative sono più basse, un prodotto costa meno e lo importano qui dentro. E anziché difendere i nostri prodotti che sono eccellenti, no, diminuiscono le condizioni lavorative qui in Italia per rendere appunto più competitivo il costo del lavoro. Ma fino a che? Fino a renderci del tutto schiavi? E allora dobbiamo anche un minimo ribellarci democraticamente come il popolo italiano. Perché qua in Italia ci scandalizziamo di più quando Ventura sbaglia un cambio con la nazionale rispetto a quando si chiude un ospedale o rispetto agli operai dell'Embraco che stanno perdendo il posto di lavoro. Santa pazienza! E allora abbiamo pure noi le responsabilità, io questo volevo dire qualche giorno fa, polemica di Battista, da dei rincoglioniti agli italiani. Mi ci metto pure in mezzo io qua dentro, sto dicendo soltanto che è responsabilità nostra se ci hanno sventrato lo Stato sociale. E guardate che le forme di xenofobia e intolleranze, lo vogliamo fermare? Assolutamente sì. Le fermiamo investendo nello Stato sociale, aumentando i diritti dei cittadini, la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, i trasporti, il lavoro. Così riusciamo anche a contenere un rigurgito, come lo chiamano loro, di xenofobia e di razzismo. Così lo conteniamo. Il voto di scambio è un cancro, magari pure in Veneto esiste il voto di scambio e il voto controllato. Cambiano le tariffe rispetto alle altre parti d'Italia, ma anche qui esiste. E il reddito di cittadinanza serve anche a contrastare il cancro del voto di scambio e non è assistenzialismo. Io non sto girando l'Italia in camper da non candidato per dire in giro ai cittadini tu non farai un cazzo e ti regaliamo lo stipendio, ma vi pare? Assolutamente l'esatto contrario. Tu hai diritto, tu pensionato minimo hai diritto ad avere una pensione, un minimo decente, non al di sotto della soglia di povertà calcolata dall'Istat in 780 euro, perché io vedo dovunque in Italia pensionati minimi che non riescono a campare, che magari scendono di casa ben vestiti, borghesi, si mettono la cravatta, eleganti, dignitosi e magari senza farsi vedere rovistano in un cassonetto. Ma che soltanto io le vedo queste scene in Italia, è accettabile? Noi vogliamo alzare, grazie alla pensione di cittadinanza e alle pensioni minime, i soldi ci sono. La nostra misura sul reddito di cittadinanza costa circa 18 miliardi di euro all'anno, comprensiva addirittura la riforma sui centri per l'impiego. E Gentiloni ha trovato in 24 ore 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche che loro signori, con la compiacenza appunto del sistema bancario, avevano spolpato. Là per le banche i quattrini ci stanno sempre e per le esigenze della povera gente no. E se
se sei un cinquantenne che perde lavoro, devi avere un reddito a patto che ti inserisci in un percorso formativo in un centro per l'impiego per imparare nuovi mestieri e lavori anche gratuitamente per il tuo comune d'appartenenza, perché tanti lavori anche qui all'Endinara saranno necessari. Ci sono anche tante persone anziane in questo paese dove tante persone anziane diventano fantasmi. Allora è possibile anche fare dei lavori socialmente utili, no? In cambio del reddito di cittadinanza. Poi, qualora appunto ti arrivassero 3 proposte di lavoro e tu dovessi rifiutarle, perderesti il reddito di cittadinanza. Che cos'è assistenzialismo questo? È una misura economica espansiva, che sarà il futuro, credetemi. Il futuro. È molto importante pensare che oggi è il reddito che ti permette di stare dentro ai margini di una società. È il reddito. Io vi chiedo, ripeto, di farne parte di questo progetto. Non è facile cambiare questo paese, è molto incancrenito, ci sono poteri che si difendono, poteri forti che si mettono di traverso, sacche di potere che non molleranno mai, perché sanno che con il 5 Stelle al governo cambierà tutto, faticosamente, lentamente, senz'altro, perché la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma cambierà tutto perché, ripeto, non abbiamo conflitti di interesse. Io vedo dovunque che c'è quieta disperazione, come diceva Toro, in questo paese, una quieta disperazione che si è trasformata addirittura in rassegnazione, come le persone che neanche dicono diminuisce la disoccupazione, perché in realtà alcune persone sono così rassegnate che neanche più cercano il posto di lavoro e ci dicono i dati sono migliori. E la rassegnazione è l'arma principale di un sistema che gode nel vedere di fronte un popolo di rassegnati. Un popolo di rassegnati è il miglior amico di coloro che ci hanno sempre gestito la vita. Io non mi rassegno, non mi sono rassegnato in questi 5 anni, ora mi prendo una pausa dal Parlamento, ma continuo a fare politica, continuo a farla sempre, non mi rassegno, perché si tratta dei nostri diritti, della nostra vita e siamo destinati a vivere una vita migliore, una qualità di vita migliore. Ora leggo che alcune cose, non so, stanno altri bonus alla pubblica amministrazione, non lo so cosa stanno pensando di fare. Guardate che fanno sempre in questo modo, ci fottono i diritti lentamente, magari privandoceli con un decreto licenziato, approvato a Ferragosto o il 24 di dicembre, quando magari l'attenzione del popolo italiano è più bassa, no? Siamo meno attenti e lì ci fottono magari un diritto. Poi quando vedono che stiamo lì per organizzarci, anche qui all'Endinara c'è tanta gente, io non mi aspettavo così tante persone qui all'Endinara, grazie, perché chi scende in piazza comunque si schiera e fa sempre un gesto rivoluzionario, grazie. E appena vedono che come popolo italiano ci stiamo per unire, per alzare la testa, per abbandonare certe ideologie che magari del passato, del fine Settecento, che ci hanno sempre diviso, e il popolo diviso è il miglior amico di coloro che ci governano, ci dividono in ogni modo, tu sei così, tu sei cosà, come cercano di catalogare il 5 Stelle ogni giorno, di destra e di sinistra, sempre lo fanno. Dicono che siamo di destra quando vogliamo abolire Equitalia, quando in realtà è stato il centrodestra ad aver creato Equitalia in questo paese fatta alla rovescia. E diventiamo di sinistra se vogliamo ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per le imprese sopra i 15 dipendenti. Anche se in questo paese è stato il Partito Democratico, gli eredi di Berlinguer ad aver abolito l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Poi torniamo ad essere di destra se vogliamo abolire ogni forma di finanziamento pubblico ai giornali. Vendi il giornale? Sai fare un buon prodotto e lo vendi? Campi. Se non lo sai fare quel giornale non lo vendi più, cambi mestiere, non che ti do da quattrini io dello Stato direttamente o indirettamente. Poi torniamo ad essere di sinistra se vogliamo l'acqua pubblica, che è un bene nostro, trasporti pubblici, scuola pubblica e sanità pubblica. Poi diventiamo di destra se vogliamo togliere queste dannatissime sanzioni alla Russia, non perché siamo amici di Putin, io non l'ho mai conosciuto Putin, hanno detto pure che Putin mi ha finanziato il tour in motorino, ce lo vedete Putin a darmi 30 euro di miscela, hanno scritto pure questo, non sono amico di Putin io, ma le sanzioni alla Russia hanno colpito, hanno colpito addirittura di più le imprese del comparto agroalimentare italiano rispetto alla Russia, colpe e soprattutto tante imprese venete. E lì siamo di destra, torniamo ad essere di sinistra se vogliamo il reddito di cittadinanza, vogliamo regalare quattrini appunto ai fancazzisti, questo dicono. Quando abbiamo pure pensato di istituire un reato ad hoc penale per punire coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza, punirli penalmente, proprio perché si tratta di rispetto e dei denari dello Stato. Torniamo ad essere di sinistra se vogliamo una banca pubblica di investimento, anzi populismo questo è, quando c'è in Germania una banca pubblica di investimento. Soltanto quando non prendiamo un euro di finanziamenti pubblici, di rimborsi elettorali, ci tagliamo gli stipendi. Oppure candidiamo incensurati, oppure nessuno di noi si becca un euro di vitalizio, lì non ci dicono se siamo di destra o di sinistra, perché siamo gli unici a farlo, anzi ci attaccano quando qualcuno di noi magari non l'ha fatto. È incredibile, questo mondo è veramente, quest'Italia è fatta alla rovescia, ti devi mettere a testa in giù per capirci qualcosa. E capite come ci dividono destra, sinistra, Io un tempo votavo la sinistra, l'ho votato, ho votato pure il Partito Democratico, pensavo che facessero opposizione a Berlusconi, poi li ho visti in Parlamento, no? Dire ma come sei andato? Ci siamo scontrati bene in televisione in quel talk show, lui mi ha dato un bel colpo, però ti ho risposto, destra e sinistra e magari a brindare a prosecchino col mignoretto alzato dalla buvette. Che gli frega a loro?
È così, quel palazzo è fatto in questo modo. Io l'ho frequentato, grazie a voi mi avete dato questo privilegio. Il privilegio per me è stato combattere per i diritti di tutti 5 anni. Ma adesso lo frequentasse qualcun altro al posto mio. Andateci voi con Brunetta Sant'Anché e la Boschi, non io. Altri 5 anni no. Andateci voi. Andateci voi, toccherà pure a voi. Ma quel palazzo è fatto così, per farti staccare dalla realtà. Il politico lì dentro si distacca dalla realtà, giustifica lo ingiustificabile. E diventa, sì, parte del sistema, parte dell'arredamento del sistema. Si commettono delle cose lì dentro, anzi si giustificano delle cose lì dentro che al di fuori nessuno giustificherebbe mai. Questa è la verità. No, li dobbiamo mandare, li dobbiamo far trovare un lavoro a questi personaggi, alla Finocchiaro, a Gasparri. Basta, basta! Ma crediamo veramente che quelli che ci hanno messi in queste condizioni siano quelli che riusciranno a tirarci fuori da questa melma? Ma dai! Ma crediamo veramente che quello che ci ha messo il canone in bolletta rispetti quello che diceva toglierò il canone in bolletta? Ce l'ha messo il canone, nessuno dovrà più pagare il canone, ce l'ha messo in bolletta. Oggi quelli che attaccano la legge Fornero sono quelli che l'hanno votata. Berlusconi ha votato la legge Fornero, la Meloni, quella della destra sociale, diritti dei lavoratori, ha votato la legge Fornero. E Salvini, che parla di legalità, di sicurezza, va di fianco a uno che ha pagato Cosa Nostra. Poi Salvini, che attacca la Fornero, si allea con due che la legge Fornero l'hanno votata. Ma che coerenza è? Salvini, la Lega, se li beccano i vitalizi certi personaggi, se li beccano i maxi stipendi. Si sono mai tagliati €1 di stipendio? Non è che col taglio degli stipendi risolvi il problema del debito pubblico, per l'amor di Dio, io non ho mai pensato questo, ma è un segnale importante da dare per aumentare la credibilità, per tentare di dire ai cittadini: io lo so che il cittadino che stai soffrendo, beh, qualcosa io faccio, anche se quei soldi mi spetterebbero di diritto e mi servirebbero pure, perché ho restituito una valanga di quattrini che in questo momento mi servirebbero anche per la mia vita, perché sono diventato papà da poco e mi servirebbero, come servirebbero a tutti quanti voi. Ma che dobbiamo fare di più? Cazzarola, ci siamo veramente messi di traverso di fronte a sto sistema. Ma chi mai era andato a 300 metri sotto la villa di Berlusconi a dirgli tutto quello che avevamo voglia di dirgli da una vita? Ma chi l'aveva mai fatto? Noi, non io, noi! Perché c'erano centinaia di persone a leggere una sentenza e mi querela Berlusconi. Querelasse sta minchia Berlusconi, vediamo se querela. Incredibile. Lo capite che abbiamo dimostrato un grande coraggio? Lo capite che non è facile stare in quel palazzo, alzare la mano quando entra la Boldrini e andare lì a fare gli interventi sapendo che ti arrivano i fischi, che se sbagli una parola, un tempo verbale, la consecutio temporum è una roba gravissima e ti sbattono su tutte le prime pagine dei giornali. Di Maio ha sbagliato il congiuntivo quando questi sbagliano con la condizionale. È più grave tutto. È più grave la consecutio temporum delle leggi elettorali incostituzionali, ma ce ne rendiamo conto? Incostituzionali. Ma come dovrebbe essere giudicato quantomeno un parlamentare? Viene pagato per fare le leggi. Questo è il lavoro di un parlamentare. Il Parlamento è l'organo legislativo. Lì dentro si fanno le leggi. Se un parlamentare scrive e vota una legge poi giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, quindi illegittima, illegale, truffaldina, incostituzionale, per me è come un chirurgo che mi opera e si dimentica il bisturi nel mio stomaco. Io non mi farei rioperare dallo stesso chirurgo che dopo avermi operato ha lasciato il bisturi nel mio stomaco. Cercherei un altro dottore. Perché noi dobbiamo riaffidarci a quelli che hanno votato delle leggi incostituzionali? Perché siamo così masochisti? Perché? Perché? Ma godiamo a farci prendere in giro. Godiamo. Che cos'è? Abbiamo paura di cambiare. Abbiamo paura di ammettere a noi stessi il fallimento ventennale. Abbiamo paura di doverci guardare allo specchio e dire: ho sbagliato a votarli. Io pure ho sbagliato a votarli. Ne sono uscito. Mi sono disintossicato, sono una persona nuova. Non è facile ammettere a noi stessi i nostri errori, non è facile. Ma santa pazienza, a un certo punto valiamo anche come esseri umani. Uno ammette a se stesso un proprio sbaglio e tenta di dare fiducia ad una forza politica che non è responsabile di questi disastri. Poi se dovessimo fallire anche noi, non ci votate più. Però un'occasione ce la meritiamo, un'occasione. Dopo 35 anni di destra, sinistra e ipocrita, ce la meritiamo. E se vedete questi attacchi incredibili, quotidiani, di
fango contro di noi da parte di tutti questi organi che tacciono di fronte a delle robe incredibili, la pagliuzza del 5 Stelle che noi dobbiamo eliminare rispetto alla trave dei partiti politici. Non è questa una conferma del fatto che siamo soltanto noi vogliosi e desiderosi di cambiare qualcosa in questo paese? Non basta vedere il trattamento che ci riservano qualche presentatore di talk show per vedere la differenza tra noi e loro. Non basta questo. Quando io vado dalla Gruber mi fa giustamente un terzo grado, un interrogatorio, ci manca solo la lampada accesa in faccia, confessa di Battista. Gli altri questo trattamento, gli viene dato questo trattamento. Io vedo che a Renzi gli danno il microfono e se ne vanno e tornano dopo 20 minuti. Uno ha la televisione spenta, si accende da solo e compare Renzi. Succede questo. Oh no, non è così. E adesso tutto ancora fascismo, antifascismo, ripeto. Domani vado da Floris, domani da Forlì, in diretta. Piove e state tutti qua. Perché state tutti quanti qua? Che volete da me? Che volete da me? L'ombrello! Andatevene via. Andate a casa e moltiplicatevi, che c'è bisogno di fare forza. Ognuno ha il dovere in questo momento un po' di, ripeto, spegnere la televisione. Televidere significa vedere da lontano, televidere. Ognuno ha il dovere di avvicinarsi alla politica e vedere da vicino, non televidere, vedere da vicino, non vedere da lontano, perché ci fottono i decreti. E ripeto, il concetto che vi stavo dicendo io, poi ci salutiamo che vado a Venezia. È sventurato un paese che si accontenta di bonus e mancette, quando ha l'obbligo di rivendicare diritti, perché questo è il sistema, ripeto. Ci tolgono il diritto magari allo studio, però ti danno il bonus a studente. Massacrano la scuola pubblica e la buona scuola, però dicono tu insegnante non mi rompere, beccati il bonus insegnanti, stai zitta, o neanche li paghi. Ti richiamo. Succede questo. Sono verso l'Indiana. Ti massacrano la sanità pubblica, però ti dicono oggi è la giornata di un check gratuito per tutti quanti. Massacrano il lavoro, però ti regalano gli 80 euro. Fanno sempre così, ti tolgono un diritto, però ti danno il bonus, per calmarti. Le mancette che sono? Anestesia e metadone. Calmanti, calmati. Io voglio un popolo di calmi, perché agitati, organizzati, interessati alla politica, siete pericolosi. Se non vi interessate alla politica, siete cittadini modello. Se vi distraete soltanto guardando il calcio, e io lo guardo il calcio, so pure laziale, 3 sconfitte di fila. Però non ci possiamo, no, far abbindolare in questo modo. Il cittadino modello per i potenti è il cittadino disinteressato alla vita politica. Quello è il cittadino modello. Tranquillo, mansueto, mai pericoloso, mai sopra le righe. Coglione! Ti assumi tu le responsabilità di quello che è così o no? Io vi ringrazio, tante persone qui, grazie ripeto, ai carabinieri, massima solidarietà per il carabiniere circondato e picchiato qualche giorno fa. Dagli antisistema, no? Mai capaci di fare delle battaglie, di informazioni sulle banche, ma da sfogarsi un giorno coperti, picchiando un carabiniere di 50 anni, gli antisistema. Hai capito? Gli antisistema. Massima solidarietà da parte nostra, solidarietà vera, da parte di una forza politica che vuole investire in sicurezza, vuole aumentare il numero delle forze dell'ordine, vuole inserire anche nella pubblica amministrazione l'agente provocatore, un agente altamente qualificato. Funziona questa idea in altri paesi, capace di provocare dall'interno della pubblica amministrazione un reato di corruzione. Noi vogliamo fare questo, formare magari dei carabinieri, già sono altamente specializzati ancora di più, infiltrarli sotto copertura nella pubblica amministrazione, con un compito: tirano fuori una mazzetta, sono infiltrati, la presentano al politico, se il politico se la becca scattano le manette. Questo significa affrontare sul serio la corruzione. Grazie Lendinara di cuore, se potete, nei prossimi giorni diffondete qualche informazione, andate da un indeciso, qua c'è un mucchio di gente che è del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sa, a sua insaputa, un mucchio di gente, andate un po' a diffondere, perché noi ci facciamo il mazzo, andiamo anche in televisione, stiamo sempre in piazza, però funziona veramente il porta a porta, non quello là, quello vero, diciamo, nostro, porta a porta. Grazie di cuore Lendinara, viva il Veneto, viva il Movimento 5 Stelle, grazie, buonanotte. Dove siamo? Se volete passate un attimo al banco, non c'è Bitcoin di nuovo? No, se volete liberamente potete sostenere questo tour con una donazione libera, c'è forse il merchandising, c'è qualcosa? Hanno paura di esporsi, ditelo.
Qua, che ve lo dico a quelli che sono scesi schierarsi, è vero che è faticoso, è vero che è dura schierarsi, lo so, prendere una decisione non è facile, prendere una strada significa mollarne un'altra e non è facile. Però quello che vi dico è che schierandosi si acquisisce anche una, come dire, una bella dignità, ci si guarda allo specchio. Ti viene ogni tanto il sangue amaro, il fegato grosso, ci stanno pure tante delusioni, però torni a casa contento. Io torno a casa contento, stasera a Venezia rivedo mio figlio e gli dirò: guarda, sappi che comunque tuo papà il suo dovere l'ha fatto. Grazie a tutti e buonanotte. Ci vediamo al banchetto là, se volete sostenerci con donazioni libere. Di Leninara, grande discorso veramente, e condivido al 1000%. So già cosa votare ovviamente. Ciao!